Buongiorno, eccoci in una nuova avventura amici. Abbiamo appena visto la mia vasca che uso per tenere le esche vive direttamente a casa mia. Un modo pratico per avere sempre le esche a portata di mano. Detto questo, parliamo un po' di pesci serra. Siamo andati tante volte a cercarli in foce, dalle spiagge, nelle spiagge bellissime che ci regala la Liguria. Quest'oggi andiamo a cercarli in scogliera artificiale, dai porti. Tantissimi porti a disposizione in giro per la Liguria, quest'oggi ne abbiamo scelto uno. Vediamo un po' se riusciamo a portare la tecnica e tutto quello che riguarda la pesca dalla spiaggia direttamente anche in scogliera, per vedere un po' se cambia qualcosa. Quindi benvenuti in una nuova avventura, questo è Surfcasting GBT Liguria amici. Quello che vuoi, man. Eccole qua le esche di questa sera per questo speciale pesca a fondo dal porto, anzi scogliera dal porto. Cefali, rimini e granchi raccolti direttamente in scogliera poco fa. Quindi queste le esche di stasera. Allora, partiamo con la prima canna. Per staccare il pezzo di rimini, come mi ha fatto ben notare il nostro Riccardo, basta prendere i rimini dalla parte della coda. Per paura si staccherà direttamente da sola, o comunque se non si stacca basta fare un minimo di pressione. Eccolo qua, il secondo innesco. Sfilettiamo un bel cefalone, cavetto d'acciaio 2 0, polistirolo all'interno, filo elastico. Cavetto 0,45 fluorocarbon, adesso inizieremo a mettere. Terminale lunghissimo, siamo su un porto molto profondo, quindi dobbiamo alzarlo parecchio. 2 metri, 3 metri sicuro. Attenzione, la prima a partire di questa sera è Rimini, con questo sarago testa nera che non ha saputo resistere al nostro innesco, direttamente senza filo elastico. Adesso lo slamiamo e lo ributtiamo in mare. Adesso vi faccio vedere il motivo per cui adoro il mio compagno di pesca. 2 retinate del nostro Riccardo, cambia completamente di nuovo la tecnica, passeremo una teleferica col vivo. Cefaletti di tutte le dimensioni. Poi lo sarei una canna invece.
e anche la teleferica è andata. Vediamo un attimino l'attrezzatura per questo speciale. Sicuramente ci serviranno delle canne belle toste, dei 4 metri, 4 metri e mezzo, sicuramente sopra i 150 grammi, un bel trepiedi. Adesso sia io che Ricky abbiamo dei trepiedi della Tubertini nuovi di pacca, super affidabili, ma ne esistono di più economici di tutte le marche, quindi non ci fissiamo su cose che vediamo perché ce l'ha Tizio, Caio, Sempronio, ma non importa, l'importante è che sia funzionale e, mi raccomando, un trepiedi che ci serve sempre. Canne Molinelli dai 8.000 ai 14.000 e, mi raccomando, laggiù in fondo un bel retino che ci servirà poi nei recuperi. Questo è fondamentalmente il necessario grossolano per questo tipo di battute in scogliera artificiali. Poi c'è tutta una serie di minuterie che magari vedremo più avanti. Attenzione, ore 11:30, teleferica a sinistra, trancio flotterato a destra. Si parte così. Siamo scesi tardi per ovviare al traffico che possiamo trovare in porto. Ricky teleferica questa sera, si parte aggressivissimi. Serata tipica estiva, caldissima, ci sono circa 30 gradi e si inizia. Prima oretta andata, una sfrizionata spaziale sul trancio, incredibile. Tutte le esche che abbiamo sotto, niente di fatto. Ci rimettiamo un attimino in attesa, vediamo se ce l'abbiamo qua sotto. Attenzione, mezzanotte meno 10, viene a farci visita il primo serrotto che non ha saputo resistere al cefaletto innescato per intero, girato, cavetto d'acciaio flotterato.